Custu manzanus a Commissione Sanidade in Consiglio regionale ha dato parere positiva a linea nuova de indirizzo approvata da esa giunta pro su reddito de libertade. Sa misura per aiutare as femmine vittime di violenza domestica che si accattano in condizioni di povertà a taler de non poter lasciare sos cumpanzor violentoso. Sas indicazioni sanno barrare in vigenza pro 3 anni. Oggi in audizione bivita Alessandra Todde, presidente della regione, assessora a interima sa sanidade e politica sociale. E in sa sanidade sul fronte aperto su numedas su manco da su punto di annotto politico, uno per tocca s'interim desa presidente, casa minoranza e per una parte di su campo largo che era in ischire cantuata a durare. E bisogna finza so sindacaus pros annotus a CGL che prosa sanidade pediti de mudare passo e nada esse pronta sa mobilitazione. Ma prosa Todde assessora arribato un altro pistichinzu puru, quando paria chi sa partia desa nomina arfittancada si seperu de Flavio Sensi desi candare da esa ASL torrata a perrere soriocoso. A postir de 3 mesi di confronto che in su comune, dai quando su Castello Vubalo ha presentato su piano economico-finanziario per gli stadio nuovo desi squadra, sa situazione pare composta. Innanti su diritto di superficie, a posti sa gestione dei posteggios, infine su canone accessorio, valido pro chimbantannoso. Una questione custa in principio considerata de pacco conto, ma diventata mano a mano centrale. Sa società presiedia da Tommaso Giulini pone a taccurre €50.000 a s'anno, una proposta che si è giunta a Zedda considerata troppo bassa. Sintese sta arribada Erisi, sa die chi sa UEFA, pediata garanzias pro si stadio nuovo, pensando a sa candidatura de Castello a sos europeo de su 2032 e a pustisi de dies e dier de polemicas. Non sono sos pur de €70.000 proposto dai succussizzeri di opposizione Giuseppe Varris e manco sos €50.000 offerto da esa sociedade. S'accordo finale previdito un tanto che è andata dai sos €150 a sos €180.000 a s'anno, francos a tassas. Un canone considerato giusto della società che viete in si struttura nuova che ha taire più di 30.000 postos un strumento determinante per competere a livello globale. Bessa possibilità dunque di ospitare esos europeos, ma è preciso a rispettare tempos chi sono cussos chi depene facere accabare sos traballos in tempus. Si deve cominciare entro il 2027 e dunque sa gara si deve bandire in tribulas. S'impianto nuovo a poter ospitare vinzas grandu eventos che mancano de meda in cittade. Ma as polemicas e sardudas non mancano. In suo social Roberto Mura, de Alleanza Sardegna, va vedere de 2 anni perdios e pediti si aggiunta a Zedda a patimpreaso dibattito in Consiglio comunale per apprettare su Castello a accettare sas propostas de su comune. Mura, sottolinea finza schisos consiglieri, regalo, non hanno tutta la documentazione necessaria per decidere in su rispetto del interesse pubblico. Non sta un passaggio formale, ma un momento istituzionale del dialogo. S'assemblea del sindaco della provincia di Nugoro, coordinata dal suo presidente Giuseppe Ciccolini, si riunì per esaminare su DUP 2026-2028, su documento strategico che resta s'allinea dei sviluppi per i 3 anni invenientes. S'assemblea si è sconfrontata sopra un piano che punta a sa gestione che in conti pizzu delle entradas per garantire investimenti strategici e servizi profettosi in su territorio, un spazio di confronto necessario, apprezzato dai tutti os amministradores presentes. Su sindaco di Nugoro Emiliano Veno ha sottolineato che solo non si è andata per un loco e che oramai è scraro che si deve ragionare a livello territoriale per gestire su dinari che sta arrivando e per tornare centralità a tutta la provincia. S'assemblea si conferma un passaggio fondamentale di ascolto e sintesi politica, una maniera di traballare compartia che commatta a sicire che in approvazione dei su bilancio che in suo obiettivo di dare risposta a sas comunità locales. Volare conca Sardegna pro Pasca può costare cantus in non de prusu un viaggio intercontinentale.
Escustas a denunzia de di Consum Sardigna che si inzala tariffa finzas a 600 euro a prosa strata nazionale per usare tarfinzas de custas per andare a New York. Un aumento ligau a pruzente chi si moga, prosar festas e prosar sozio a logicas speculativas chi pacana mescamente sorresidentes. Imprurbe sa situazione internazionale, sa crisi in su Medio Oriente, minima sa dimanda prosar volos esteros, spingendo as compagnias a recuperare in sa strattas internas. Su risultau est un attacco a su diritto a sa mobilidade de esos sardos, ma sos aumentos de pasca non pertoccano a pezzi sos trasportos, finza su pranzo tradizionale sta aumentaus, dove chi prochenti in più rispetto a su 2025. Aumentano mescamente anzone, durche, ortofrutto, che in una spesa che arriva finza a 450 euro per una mesa de deche persone. In tre viaggio e manicu, sa pasca de su 2026 si conferma una desas pruscaras de sos ultimos annos, in tre polemicas, speculazione e difficoltades in crescita per le famiglie. Quest'anno Pasca è sta primo di aprile, un periodo che a su manco pro su nord Sardegna non vi è gente meda arribande e si savesta è sempre una prima prova pro si stagione turistica, s'anticipo in su calendario pare che appata conseguenzias in sas presenzias, a fa che sa differenza è mescamente s'organizzazione di su comparto ricettivo, camedas strutture alberghieras barrano attancadas in questo periodo e decidene di aperrere in maio, quando si stagione esprusi stabile si balanza de prusu, unise per uligao a sa presenza de pacos turistas a chi non garanti in entrata abbastanza pro pacare sos costos de gestione. S'obiettivo è dell'onghiare si stagione turistica e procussus a Camera de Commercio de Tattari propone di abolire l'addizionale comunale de 6 euro e chimbanta pro cada passeggero chi viaggia in aereo a manera de favorire sas presenze finza in sormese sprurdebiles e puntare a un turismo attivo 360 dies a s'anno.